Fortissimi appassionati di calcio a 5, ben trovati al Pala Don Bosco di Palermo. Si affrontano Villauria e Gear Piazza Armerina, 12ª giornata del girone B del campionato nazionale juniores under 19. Di fronte la capolista del raggruppamento è quella che per il momento è la terza forza del girone, fermo restando ovviamente che ci sono da riequilibrare situazioni tra anticipi e posticipi, tra gare da recuperare e via discutendo. Insomma, c'è tanto di cui parlare, tanto da aspettare, ma soprattutto c'è tanto da vedere giocare, perché di fronte ci sono due squadre sicuramente di grande rango e di grande spessore. Non a caso parliamo dei campioni nazionali in carica, dei campioni d'Italia in carica, nonché finalisti della Coppa Italia, contro una squadra che comunque fa da cantera, fa da serbatoio per una formazione che milita in Serie A2, quindi qualcosa di importante al di là di quelle che sono le posizioni della classifica. Vediamo già le squadre in campo con un'intettica breve andremo a sviscerare, e con il tandem arbitrale che è pronto a dare via alla partita. I due allenatori, Torresone da una parte e Speciale dall'altra, di Speciale orfano del suo co-allenatore, ovvero sia Pietro Bertucci. Ma intanto siamo pronti a raccontare Villauria Gear Piazza Armerina, col primo pallone che verrà giocato nella persona di Andrea Tamurella, proprio dalla squadra ospite, che completa il quintetto con Sanalitro con il numero 11, con la Monica con il numero 8, con Cosenza con il numero 23 davanti al portiere che è Bologna con la maglia numero 22. Risponde il Villauria con Azzarello in porta, poi Muratore con il numero 3, Minnone con il numero 2, Ingrassia con il numero 9 e infine la Piana con il numero 5. Subito alta la pressione del Gear, qui prova a passare Muratore, viene fermato dall'intervento di La Monica e cerca di infilarsi. La Monica fermato, guadagna poi un fallo laterale Cosenza per la Gear. La giocata da parte di Tamurella, poi Sanalitro, l'appoggio, poi l'errore Minone che cerca di recuperare un fallo, un calcio di punizione, guadagna un fallo laterale dopo l'errore di Cosenza. La Piana, Minone, spalla alla porta, raddoppiato e fermato, poi guadagna una rimessa Tamurella. Ricordo che sono ancora fuori, anche se sono sempre vicino alla squadra, hanno seguito anche oggi la squadra. E qui c'è un fallo di Muratore su Tamurella, dicevo dell'assenza di Paolo Scalavini e Paolo Barbera. La voce di corridoio che, per essere più precisi, da stessa ammissione dei due, la Barbera non sarà a disposizione del prossimo impegno della prima squadra, ovvero sia quello di sabato ore 15 al Pala Don Bosco contro il Città di Palermo, mentre dovrebbe scendere in campo, dovrebbe farcela il numero 7. E qui c'è la punizione deviata in calcio d'angolo da giocare 18:41. Battuta con il tiro deviato, poi rimessa per la Gear. Battuta da Sanalitro, palla in verticale di Cosenza, ancora una volta sbagliato. Batte lungo Azzarello, forse spinto in Grassia che tocca. C'è l'intervento da parte di Muscara, che è il portiere, non Bologna, come detto erroneamente in precedenza. Minone. Poi c'è il tocco per la Piana che prova ad allungare. La Piana fermato dalla scivolata vincente di La Monica, e allora calcio d'angolo per il Villauria dopo quasi 2 minuti giocati. Angolo di
La Piana dentro, Ingrassia non controlla, poi arriva Minnone, in qualche modo cerca di tenerla Minnone, viene scortato all'uscita, arriva Muscara, poi la scivolata di La Piana che dovrebbe aver guadagnato fallo laterale. In realtà la rimessa è per la squadra ospite. Sanalitro cerca di farla scorrere, è uscito il pallone, non se ne accorge, e poi la palla fuori. Azzarello gioca sulla Piana, poi Minnone col dribbling, l'intervento poi ai danni di Muratore, recupera palla la Gear con la corsa di La Monica, tiro alzato in calcio d'angolo da Azzarello. Azzarello in campo nel secondo tempo della gara persa dalla prima squadra contro il Real Termine un paio di giorni fa. Tante cose, anche autore di un assist. Con la palla messa dentro adesso Ingrassia, in qualche modo la allontana Muratore, prova a correre, Muratore prova a far viaggiare Ingrassia, capisce tutto e intercetta il pallone Tamurella, poi ricomincia la Gear. Cosenza, Tamurella, anzi si tratta di Sanalitro, poi palle in verticale, cercano questi costanti alto-basso i giocatori della Gear. Ma attenzione all'altra parte a Ingrassia che perde l'attimo per il tiro, la palla finisce fuori. Muscara qui graziato Cosenza, la palla lungolinea da Murella, prova a metterla dentro, chiude Minnone, e ancora il 21 che propone la palla al centro, La Monica, si divora il gol del possibile 0-1. Guidata, attenzione, La Piana sull'uscita di Muscara, palla in calcio d'angolo. Tanto vi ricordo che potrete seguire in contemporanea sul nostro canale YouTube la partita, anch'essa di Under 19, ma di calcio a 11 le formazioni di Monreale e Parmonval. Attualmente in vantaggio il Monreale per 2-1, mancano 20 minuti, potrete fare rimbalzo di linea oppure collegarvi contemporaneamente da due dispositivi. Questo è il vantaggio di poter seguire le partite in diretta sul canale YouTube, ma intanto Ingrassia a sbloccare il risultato. 1-0 per il Villauria, bravissimo a farsi trovare lì, a farsi trovare pronto all'appuntamento. È 1-0. Bravo Fabio! Qui l'ottima giocata di Muratore che ha messo Ingrassia nelle condizioni di battere a rete. E Villauria che sblocca la partita proprio mentre così temporeggiavo sul fatto di poter fare rimbalzo di linea. Ovviamente invitiamo a restare qui, invitiamo a seguire in contemporanea anche la gara attualmente in corso a Misilmeri, mentre poi bravissimo Sarelli in uscita, anche perché sono due gare parimenti importanti, perché il Villauria ricordiamo che ha già riposato e deve recuperare ancora una partita, mentre attenzione a Ingrassia che qui scivolata a terra, ci prova anche Minnone, rimessa per la Gear. Dicevo, Villauria che è sotto in classifica, 24 punti contro i 25 dell'Atletico Canicattì, che attualmente è secondo, contro i 33 della Gear che è prima, ma la Gear ha giocato una partita in più rispetto al Villauria che ne ha giocate due in meno a sua volta rispetto al Canicattì, quindi potenzialmente Villauria che può riprendersi il secondo posto, mentre poi bravissimo Azzarello a difendere il suo palo. Azione che continua con la palla che poi viene bloccata ancora da Azzarello. Dicevo, Villauria che deve recuperare una partita su entrambe, mentre il Canicattì deve ancora fermarsi per il turno di riposo. Attenzione ancora al tentativo della Gear, l'uscita da Azzarello, poi spazia in qualche modo Muratore
quindi potenzialmente il Villauria, vincendo questa partita e vincendo la gara che deve recuperare, andrebbe a 3 sole lunghezze dal primo posto della GEAR. Gli ultimi 2 incontri della squadra di Speciale Bertucci li metterà di fronte prima al Città di Palermo, al Palaureto, e poi al Meriense. Attenzione all'uscita palla al piede con la chiusura da parte di Cosenza. Mignone però arriva con grande velocità. Azzarello, Ingrassia di prima per Orlando, debutto in partita per quello che oggi è il capitano. Gran palla poi ancora per Ingrassia, che con la giocata Ingrassia mette dentro una via di mezzo tra un tiro e un cross, palla fuori, ma qui gran palla di Lapiana. E adesso fioccano le occasioni, fioccano anche i cambi, perché c'è già da circa un minuto spazio per Mattia Noto nella GEAR, che ha messo in campo anche Romano con la maglia numero 9, ha messo dentro una buona palla. Dall'altra parte Tamurella, palla che però è uscita. Detto di Orlando, oggi capitano, vista l'assenza in contemporanea di 2 pilastri come Scalavino nella Barbera, ma è anche un premio a quello che è stato il percorso di Orlando, dato che è rappresentativa di categoria. Qui quasi si dimentica il pallone, guadagna comunque fallo laterale, mentre c'è spazio anche per Passannanti. Lapiana coinvolge Azzarello, ancora Lapiana, e per una brutta palla Lapiana, va giù la Monica che chiede una trattenuta, non è di questa visione l'arbitro. Azzarello con lancio, colpo di testa su Tamurella che trova la Monica, intercetta Lapiana che può andare in velocità. Lapiana viene inseguito, ancora Lapiana, esagera, rimessa a GEAR. Qui la Monica evita Orlando, palla in fallo laterale. Lapiana per Azzarello, il lancio a cercare la corsa di Orlando che brucia sulla velocità la Monica, però Muscara aspettava lì la palla. Tamurella per Noto che viene fermato, ma la palla ce l'ha ancora la GEAR, si accontenta del fallo laterale Tamurella. 12:46 da giocare, 1-0. Decide per il momento il gol messo a segno da Davide Ingrassia. Tanto la fiondata a cercare l'avanzata di Romano, che è stato però chiuso. Pecoraro, Passananti fermato dalla Monica. Pecoraro, altro giocatore importante nello scacchiere di Speciale Bertucci, Promanessia, il gol decisivo nella semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. Pecoraro, giocatore in grande crescita. Tamurella, palla giocata ancora in avanti su Romano, ancora Tamurella, poi perde il pallone la GEAR, in avanti Pecoraro che non aggancia. La palla giocata male in avanti da Cosenza, attenzione a Passananti che cerca di suolarla per Orlando, era una grande idea, non è riuscito a metterla in pratica. Tamurella, palla giocata larga, Cosenza, poi la Monica si inserisce, lo chiude Orlando che si è sciolto un po' dopo un po' di tensione iniziale. C'è rimessa per la GEAR, 11:26 da giocare, rimessa per Cosenza, il tiro di Cosenza blocca
Azzarello si propone Pecoraro, la palla è per lui, preso però in leggero controtempo il numero 10 del Villaurea. Tanto avanza Tamurella, fermato da Passananti che prima di allungare il tackle su Romano non ci riesce, e poi la palla per Sanalitro che è rientrato sul parquet. Ancora Sanalitro che avanza, Tamurella si allarga, perde palla ma c'è rimessa per la Gear, poi la battuta da Diana. Pecoraro per la Piana, passaggio prevedibile, raccolto da Cosenza, poi la palla di Sanalitro ancora per Cosenza, si oppone, cosa? Azzarello, palla in calcio d'angolo. Che brutto errore di La Piana in uscita. E angolo proprio per Sanalitro, l'appoggio indietro, Cosenza sopra la traversa. Azzarello fionda con le mani a cercare Guglielmini, appena entrato in campo, forse un contrasto falloso su di lui. Rimessa battuta dalla Gear. Sanalitro passa su Passannanti, appoggia a Romano. Cosenza. Sanalitro mangiato da Orlando che va al recupero, Guglielmini ci prova, poi lo scontro con Muscara. Rimessa per la Gear. (10:07), quindi siamo a metà del primo tempo, parziale di 1-0 per i campioni in carica. Qui c'è il fallo di Guglielmini, fallo di Guglielmini su Romano, secondo fallo commesso dal Villaurea. Cosenza per Romano che va giù a contatto con Passannanti, si gioca il tiro poi di Tamurella, mentre finisce il compito di Passannanti torna Minnone. Qui palla poco sdelicata di Azzarello per Orlando che sbaglia, e allora attenzione a Sanalitro, il tocco indietro, esclusione fuori da parte di Romano, e qui ancora una volta una palla persa in uscita, rischiava di costar caro al Villaurea. Palla poi troppo lunga da Azzarello per Orlando. La gioca la Gear con il rientro di Noto. Muove Romano, la palla in avanti per Sanalitro, anticipato da Minnone che poi è bravo sulla pressione a girarsi ad andare. Minnone, altro dribbling, fermato però dall'intervento di Romano. Occhio che diventa un 2 contro 2, la Piana viene saltato, la palla in mezzo, non arriva per un attimo Romano. Adesso momento favorevole alla Gear, può avanzare la Piana. Guglielmini, spalla alla porta, pizzicato da Cosenza, rimessa per il Villaurea. Orlando, Romano direttamente in fallo laterale. Azzarello, lancio a cercare Guglielmini che si muove meglio di Noto, ma il campo è finito. Rimessa proprio per il numero 15 a cercare la Monica appena rientrato. Cosenza fionda verso Noto che non arriva.
La scocchiata di Guglielmini imprecisa oltre che inefficace. Allora Cosenza con la suolata all'indietro. Sanalitro a cercare ancora Cosenza, la palla è buona ma leggermente fuori misura. La Piana prova a puntare, la Piana, si muove Guglielmini, buono il movimento, poi si ferma il numero 11 e non riesce ad arrivare. Fuori la palla Orlando. Orlando con l'anticipo, poi la Piana direttamente dalle parti di Muscara. Qui brutta palla persa da Cosenza. Mentre qui c'è il gol di Guglielmini, il gol del 2-0, le proteste della Gear. Onestamente anch'io ero un po' in controtempo, un po' in sorpresa. Per Guglielmini, la palla era uscita, il cronometro tra l'altro era fermo a 7:36. Dunque si riparte dal fallo laterale, non vale il gol di Guglielmini e si riparte a 7:36. Gear che sportivamente restituisce palla e si riprende. Parte adesso il cronometro, forse anche con qualche secondo di ritardo. Qui la giocata tentata da Sanalitro che però non riesce. Minnone gioca anche Azzarello che decide di lanciare, cerca adesso a mettere fuori, poi Noto riesce a far partire Sanalitro, accelera Sanalitro sul fondo, il tentativo del numero 11. Qui la scivolata dall'altra parte da parte di Noto. Ricordo ancora una volta che potete seguire in contemporanea con questo match anche Monreale Parmo al spareggio per decretare la vincitrice del girone A della provincia di Palermo del campionato regionale juniores. Mancano 5 minuti e mezzo per recupero da Giovanni Aloisio di Misilmeri. Naturalmente anche qui potrete seguire in contemporanea entrambe le partite. Minone, Ingrassia appena tornato, Scocchiaia, Ingrassia per la Piana che controlla, la Piana se la porta via, c'è il fallo e c'è il giallo per Sanalitro, calcio di punizione. E 36 nel primo tempo, si rialza solo ora Cristian Lapiana. Primo fallo commesso dalla Gear, conto falli 2-1 dopo quasi un quarto d'ora di gioco effettivo, che testimonia comunque anche la correttezza della gara attualmente in corso, anche gran ritmo tra le squadre. Tanto proprio la Piana si sa il pallone, lui che è uno specialista dei tiri da fermo. Del fischio con la Piana che prende solo ora la rincorsa, va con il destro, muro in pieno. D'angolo sul Minnone. Poi sul fondo Ingrassia, copre bene lo specchio Muscara. Occhio poi a Ingrassia che guadagna un ottimo fallo laterale nella metà campo avversaria e consente ai suoi
di stare alti. Bella conclusione di Lapiana, respinta da Muscara. Cosenza, pressato da Muratore che è appena tornato in campo. La Monica in qualche modo trova i compagni, poi ancora la pressione su Costa appena entrato in campo. Recupera palla Minnone, poi Muratore, tornato il quintetto iniziale per il Villaurea, chiude la Monica sull'avanzata di Davide Ingrassia che è pronto a dare tutto quello che può. Mancano poco meno di 6 minuti alla fine, 5:49 per l'esattezza. Lapiana, si gira Minnone, protegge la palla dall'attacco di La Monica. Muratore, il dribbling dell'ultimo uomo su Costa, poi ancora Muratore che serve Lapiana, la palla che arriva dentro, colpo di testa a mettere direttamente in fallo laterale. Qui Minnone forse con mezzo secondo di ritardo ha servito Lapiana che poteva andare in porta. Lapiana poi attaccato da dietro, fallo di La Monica, calcio di punizione, pareggiato il conto falli dal Villaurea, 2 pari adesso. E Lapiana vuole di nuovo il pallone. Barriera scomposta per Muscara, con Costa a difendere il palo. C'è il fischio, parte Lapiana che la piazza, trova il volo di Muscara a mettere in calcio d'angolo. Ingrassia dall'angolo, cerca il secondo palo, Lapiana però anticipato dalla Monica, prova di partire la Ger con la corsa di Noto che mette dentro, deviazione provvidenziale di Minnone e Azzarello che vuole subito rimettere in gioco la palla, viene però riportato a più miti consigli dalla pressione di Noto. Muratore cerca di cambiare fronte, lo fa però con un passaggio prevedibile, poi recupera palla, grande prova fin qui di Muratore, poi Ingrassia per Lapiana, se la sistema la piazza. È il palo di Cristian Lapiana che è andato di giustezza, è andato col misurino a calciare. Battuto Muscara, solo il palo lo ha salvato a 4:55. Chiama time out coach Torreson sull'1-0 per il Villaurea. Termina il minuto di sospensione chiesto da coach Torreson. 4:55 da giocare, 1-0 Villaurea. Decide il gol di Ingrassia. Villaurea che ha da poco avuto una ghiotta occasione per raddoppiare con il palo colpito dalla Lapiana. Si riprende. Qui recupera palla proprio Lapiana che se la porta via. Lapiana! Questa volta lo trova, il gol del 2-0, Cristian Lapiana spacca la porta come solo lui sa fare, è 2-0 per la squadra di casa. Si è fatto forse cogliere un po' impreparato sul suo palo Torreson, ma quel che conta di più ai fini del punteggio è che adesso il Villaurea ha 2 reti di vantaggio, 4:38 alla fine del primo tempo. Colpo di testa da parte di Minnone, poi Ingrassia.
Muratore, Minnone cerca di farla passare per Muratore, che arriva con i tempi giusti, forse leggermente affrettata la palla del suo compagno. Muscara va a lungo, la spinta sulla piana, l'arbitro fa giocare, anche perché la palla ce l'ha la Gear, l'entrata di La Piana. Direttore di gara che probabilmente commette un errore perché non ha fischiato il cumulativo che probabilmente era intenzionato a fischiare. Qui entrata ruvida di La Piana, ma sul pallone. Adesso Tamurella gli chiede spiegazioni proprio sul fallo non fischiato prima sulla spinta. Rimessa per la Gear, Morella torna in panchina, Costa la allarga ancora, la Monica, ancora la Monica, Murato prova a ripartire, il Villaure, la palla grande con Muratore che serve in grassia, bravissimo Muscara, in spaccata. E qui forse è mancato un guizzo a Minnone, anzi a Muratore, perché poteva starci che Muscara andasse in anticipo in spaccata. Io ho visto far fare a grandi campioni giocate in suolata ad eludere l'uscita del portiere. In ogni caso ennesimo break vincente ed ennesima giocata positiva da parte di Muratore, che sta giocando veramente un'ottima partita. C'è un altro angolo intanto per il Villauria a 3,40 dalla fine. Muratore sterza, non trova la palla per Ingrassia che la invocava sull'angolo. Minnone, cucchiaia per La Piana, fermato da Costa. Tra l'altro proprio sul parquet della Gear è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Villauria, che fino ad allora aveva seguito il percorso netto. Qui rischia Minnone che la tiene in qualche modo, vince dei rimpalli, ancora Minnone a lottare per la pede. La Monica, fermato dalla Piana, rimessa a Gea. Si appoggia a Sanalitro, poi Muscara, lancio lungo, troppo lungo per un altro nuovo ingresso, ossia Bologna, maglia numero 22. La Piana, Murato a Minnone, raddoppiato, si lotta in 4 per un pallone, alla fine se lo porta via proprio Bologna. Sanalitro con la scivolata di Muratore, rimessa Gear, 2,38 da giocare. Noto prova ad andare, se la porta sul destro, poi allarga, pallone messo in mezzo, nessuno arriva sull'assist di La Monica. Allora riprende con una rimessa il quintetto in maglia nero-verde. Gran giocata ancora di Muratore che se ne va in dribbling, ancora Muratore, viene poi chiuso, guadagna comunque fallo laterale sulla chiusura di La Monica. Aspettava il movimento di Minnone, almeno questo è il suo gesticolare all'indirizzo del compagno di squadra. La Piana, Azzarello porta su palla finché può, poi rischia con questo passaggio. La Piana, la porta è vuota, La Piana non vuole rischiare e la mette fuori. La Monica addosso a Muratore. Calcio di punizione, terzo fallo commesso dal Villauria, 1,59 da giocare. La Monica, Cosenza, Sanalitro, La Monica, palla tesa per Sanalitro che non la corregge.
la palla va fuori. Azzarello fionda preciso su Muratore. Muratore col piede debole non riesce a metterla dentro, né in porta né per i compagni. Gli ultimi 100 secondi in corso nel primo tempo. 2-0 Villauria con di Ingrassia e di Lapiana. Sanalito punta Minnone, ora Sanalito a piccoli passi avanti, sfrutta anche un blocco che è irregolare da parte di Bologna. Calcio di punizione per il Villauria. Lapiana cerca Ingrassia, lo trova, tiene palla molto bene il pivot. Poi l'intervento sul quale c'è l'uscita di Minnone, rimessa Villauria. Sbaglia poi Minnone. Avanza molto rapidamente Cosenza, poi la chiusura sulla Monica da parte di Lapiana, ancora attacca la GR, Bologna con la suola a cercare ma non a trovare Tamurella. Rimessa GR in zona d'attacco, 53 secondi da giocare, palla dentro, non arriva Tamurella, palla in fallo laterale. Azzarello cambia per Lapiana che non arriva, rimessa Gear, Bologna si gira e calcia, viene fermato, ancora Bologna, vince un rimpallo, Bologna al tiro, pallone fuori, di volte al fondo. Azzarello con 33 secondi da giocare, Lapiana, Minnone, Lapiana, Minnone pressato, poi palla a cercare Ingrassia che parte con un pizzico di ritardo. Era buona la giocata qui, non è riuscito a concretizzarla Minnone. Tamurella, la palla in avanti, poi la Monica sul fondo la mette dentro, pallone che è uscito, allora rilancia con 9 secondi sul cronometro Azzarello. Ingrassia non arriva, poi Tamurella la perde, Ingrassia la ritrova, un secondo alla fine, suona la sirena e 2-0 per il Villauria sulla GR Piazza Armerina. Decidono il gol di Ingrassia in avvio e poi la bomba di Lapiana che aveva colpito un palo in precedenza, partita comunque molto divertente e equilibrata. Noi restiamo collegati con il Pala Don Bosco, poi secondo tempo di Villauria GR, tra poco. Le sensazioni sono lo stato d'animo e quello di felicità, perché comunque si raggiunge un obiettivo che ci eravamo prefissati come squadra all'interno dello spogliatoio ad inizio anno, e quindi è il coronamento di un percorso lungo fatto di ostacoli che i ragazzi sono stati bravi a portare a termine. Intanto l'aspetto fondamentale, indipendentemente da tutto, è l'aspetto mentale di come una squadra si deve preparare a questa finale. Oggi abbiamo saputo in albergo che comunque poteva andare oggi con la partita col Catanzaro, noi arrivavamo al primo posto. La squadra però ha avuto l'atteggiamento di una squadra che voleva scendere in campo per vincere, giocare bene e portare a casa i 3 punti, quindi la mentalità questa squadra ce l'ha. Noi ci prepareremo nel migliore dei modi, consapevoli che siamo
per me è la squadra più forte del campionato perché ha un organico veramente importante e poi penso che la squadra sia abbastanza organizzata, quindi con tanta umiltà intanto concludiamo il campionato a dubbio perché abbiamo un'altra partita del campionato da onorare e poi ci prepareremo nel migliore dei modi con degli allenamenti mirati, facendo gruppo, probabilmente faremo anche una settimana di ritiro, cercheremo di prepararci nel migliore dei modi perché dopo un percorso del genere dobbiamo solamente aggiungere quella ciliegina sulla torta che ci meritiamo, che è la vittoria finale. Hanno fatto quest'anno questo format, hanno cambiato il regolamento, eravamo consapevoli ad inizio anno che purtroppo la prima in classifica non poteva accedere direttamente al campionato di Primavera 2, però il primo posto comunque ti dà il vantaggio di giocare il ritorno in casa e comunque, a parte che c'è anche l'andata fuori da giocare, questa squadra ha dimostrato anche in trasferta di fare prestazioni importanti e poi in casa ho detto ai ragazzi la finale soprattutto la gara di ritorno deve essere solamente una festa da condividere con la gente che ci ha supportato durante questo percorso che è iniziato i primi di agosto. Diciamo che noi comunque durante la stagione dipende la gara, dipende anche l'avversario, cambiamo struttura, quindi possiamo costruire a 3, lavorare anche con le 2 punte come abbiamo fatto oggi. Diciamo che non era una novità, ripeto, in base all'avversario noi siamo bravi a leggere la gara e a interpretare la partita nel migliore dei modi, quindi comunque è una soluzione sulla quale noi in settimana lavoriamo abbastanza per dare dei riferimenti importanti alla squadra e anche per togliere i riferimenti ai nostri avversari che magari non sanno come giochiamo, un po' per disorientare i nostri avversari stessi. Mister, una stagione questa 2022-23 che l'ha vista protagonista finora tra la prima squadra e i suoi ragazzi. Intanto la soddisfazione di avere portato comunque diversi profili ad allenarsi stabilmente o comunque molto frequentemente con la prima squadra penso che sia un buon viatico per il futuro e poi a questo punto penso che vuole completare l'opera. Ma assolutamente, io con lo staff che ringrazio per il sostegno che mi dà dal primo giorno, quindi il prof Pillitteri, Giovanni Tarantino, i preparatori dei portieri, Marco Mazzola, Cicciolo Galbo, i dirigenti, tutti quelli, lo staff sanitario. Ovviamente l'obiettivo è stato raggiunto da parte di tutti. Non abbiamo nessuna intenzione di mollarlo, ripeto, noi ci prepareremo nel migliore dei modi per completare tutto. Ci mancano 2 finali, sono convinto che ci faremo trovare pronti. Buona gara, dai, una classica partita di fine anno molto corretta dove alla fine a nessuna delle 2 squadre importava più di tanto il risultato. Naturalmente sei primo, è importante continuare a vincere, ma oggi era pure sano divertimento per tutte e 2 le squadre. L'ultima partita dell'anno, come oggi andremo a fare una partita tranquilla, senza pressioni, a risultati acquisito, a divertirci e a finire i nostri festeggiamenti per la giusta promozione. Non è stata facile il tiro perché ero col piede debole, la prima occasione me la sono mangiata davanti alla porta, molto semplice, dovevo solamente appoggiarla, ma me la sono mangiata. Ma ho ripigliato con questo tiro col mancino e ho portato alla vittoria la squadra e sono contento. Sì, la sento addosso, mi hanno accolto molto bene sia i tifosi che dirigenti e giocatori. Siamo una grande famiglia e sono contento, anche perché l'anno scorso ci siamo affrontati con il Geraci in prima categoria, giocavamo nel Calcherelli e diciamo che non è andata molto bene tra Geraci e Calcherelli, però sono contento di essere qua e basta. Sogno di una chiamata di categoria superiore, ma non mi cambia se gioco nel Geraci o se gioco, non lo so, in un'altra categoria anche più bassa, ma va bene così. Speriamo in una bella festa, anche perché non abbiamo festeggiato del tutto. Vediamo domenica di vincere e concludere questo campionato. Io mi sento sicuro perché anche la squadra accompagna.
siamo una squadra unita, umile e mi sento sicuro per loro perché mi danno una mano grandissima. Sì, è stato bello, ma sempre importante vincere. A nessuno le piace perdere e siamo venuti qua per vincere e lo abbiamo fatto una grande partita. No, io nel momento la partita mi sento tranquillo, ma dopo sì, tutto felicità, abbiamo festeggiato, una felicità grandissima. Tutta la gente, la società, i compagni, bravissime persone e sono contento di stare qua. Un risultato che non è mentiroso perché noi abbiamo fatto una partita penso che buona, soprattutto il secondo tempo, abbiamo saputo soffrire, ma sono 3 punti che alla fine non contano tanto perché il campionato è già vinto, ma è bello vincere e giocare e vedere anche i compagni che non hanno giocato tanto durante questo anno, giocare tutta una partita e niente. Contento soprattutto per loro che meritano, no? Penso che Yusuf, quelle che hanno giocato, Albanese questa volta, mi hanno dato una mano, niente, sono contento anche per loro che hanno giocato un po' di meno, ma sì, ci è mancato Gonzales, Bacca, Sheikh e altre persone importanti, ma niente, i ragazzi sono anche con noi preparati per aiutare, per dare una mano e penso che l'hanno fatto bene, dai. L'ultima sarà bella perché sarà una festa, anzi che noi abbiamo vinto il campionato settimana scorsa, ma questa penso che l'ultima sarà più bella perché è l'ultima della stagione, giochiamo in casa e niente, aspettiamo tutti i tifosi, tutta la gente dei Ceraci, anche di fuori che vogliono vedere e festeggiare con noi, che sono parte di questo campionato, che l'abbiamo combattuto e l'abbiamo saputo soffrire, ma giusto e meritato che ci siamo con questo risultato oggi che ci ha portato in eccellenza di nuovo. Entriamo in collegamento dal Palo Bosco per il secondo tempo di Villaurea, Piazza Armerina. I primi 20 minuti sono conclusi con il risultato di 2-0 a favore del Villaurea in virtù dei gol messi a segno da Davide Ingrassia e da Cristian Lapiana. Un tempo che inizia con una novità per il quintetto ospite, perché in porta c'è Samuel Calì, non c'è Gabriele Muscara. Difficilmente cambierà qualcosa, anche perché Muscara ha mostrato
coetaneo lo farà ripiangere all'inizio del secondo tempo per Palla Don Bosco, con il Villauria che gioca con Azzarello, Minnone, La Piana, Muratore e Ingrassia. Dall'altra parte davanti proprio a Calì ci sono il capitano Cosenza, poi Sanalino con il numero 11, La Monica con il numero 8 e Tamurella con il numero 21, quindi di fatto gli stessi quintetti che hanno iniziato la partita una cinquantina di minuti fa, fatta eccezione per l'appunto per la presenza tra i pali della GEAR di Calì. Qui intanto La Monica la mette subito in rete, il gol del 2-1 e accorcia subito le distanze dopo 33 secondi dall'inizio della ripresa il quintetto ospite. Che dunque si riporta a una sola lunghezza di ritardo. Ci sono le proteste, dove c'è l'ammonizione per La Piana. Riprende il gioco con il Villauria che porta palla, adesso un solo gol di vantaggio. Qui buona giocata di Muratore sulla Monica, la Monica però ritorna sulla sfera e gliela porta via. Tamurella si inserisce, arriva anche la Monica, Ingrassia, rimessa GEAR. Rimessa all'indietro per Cosenza, il sinistro di Cosenza deviato. Altro fallo laterale per la squadra di Piazza Armerina. Cosenza contro Ingrassia che gliela mette in fallo laterale. Rimessa per Cosenza. Sanalitro col break centrale, Azzarello è spaccata, poi Cosenza, il salvataggio, doppio salvataggio su Cosenza, soffre un po' il Villauria. La rimessa, anzi l'angolo ovviamente, La Piana può uscire palla al piede, è veloce La Piana, regge anche al contatto fisico di Sanalitro che gli mette la palla in fallo laterale. Rimessa per i neroverdi, Ingrassia, La Piana guarda la porta, poi va sul fondo, ancora La Piana, cerca compagni, prova ad andare poi da solo, palla fuori, rimessa. Cambio, rimessa, battuto con la palla in movimento Capitan Cosenza. 18 e 23 da giocare. La rimessa per Ingrassia che fa velo, Minnone però a puntare, evita Cosenza, scarica indietro, Muratore rischia qualcosa, poi appoggia e Ingrassia giù sulle gambe, poi Muratore, La Piana, Minnone prova a palleggiare con ordine, adesso il Villauria. Minnone con la sterzata, poi viene fermato, giù Tamurella, si gioca Sanalitro all'1 contro 1, Sanalitro chiude La Piana. Fallo cumulativo. Primo fallo del secondo tempo dopo poco più di 2 minuti, lo commette il Villauria. Sanalitro allarga, La Monica, Cosenza di prima, controlla La Piana e Sciazzarello. A lungo Azzarello per Competesa che favorisce Ingrassia, ha cercato la sforbiciata per far andare giù il Palla Don Bosco, ci è andato però molto vicino.
a lungo Calì, non può arrivare Tamurella che protesta con un contatto, l'arbitro non glielo concede. Minone, Muratore raddoppiato, porta a spasso palla, guadagna fallo laterale sul pressing di Tamurella. Rimessa per il Villaurea, scucchiaiata dove c'è Cosenza. Sanalitro, Cosenza, sempre palla incollata al sinistro, poi cerca la botta col destro ribattuta. La Monica porta a spasso il pallone, Ingrassia lo chiude, rimessa. Cosenza, Sanalitro, costretto a tornare indietro dal suo capitano che sbaglia. Cosenza la fa scorrere in fallo laterale. Sì, Ingrassia ovviamente. Azzarello si propone e riceve, palla per Minone che tocca subito per Muratore, avanza Muratore, la ruleta, il destro bloccato da Calì. Fionda Calì, colpo di testa di Minone, poi Ingrassia con un 2 contro 2, poi rientra la difesa della Gear. Ingrassia finta di andare sulla palla, lo chiude Cosenza, poi servizio troppo lungo per Sanalitro, dal fondo il Villaurea che ritrova Orlando. Fiondata di Azzarello, di testa la Monica, poi Tamurella. Cosenza, converge Cosenza, pallone scaricato. Sanalitro dall'altra parte, il tocco di La Monica, la chiusura di Orlando che guadagna fallo laterale. La Piana, avanza la Piana, inseguito Orlando, spalla alla porta, l'entrata fallosa di Tamurella e calcio di punizione per il Villaurea. Primo fischio anche per la Gear. Che hanno cercato l'effetto sorpresa. Non è stato possibile. Allora la Piana gioca con calma sul Minone. Orlando, controllo non perfetto e palla persa. Tamurella! Il pareggio della Gear, rasoiata al fulmicotone da parte di Tamurella che trova il gol del 2-2. Completa la rimonta, completa l'aggancio il quintetto di Piazza Armerina. Mentre è rimasto giù Azzarello. Si prepara, inizia a muoversi in panchina Gianluca Pala che è il portiere di riserva della compagine Juniores. Zoppica vistosamente sulla gamba destra Azzarello, non fortunato. Il numero 1 del Villaurea sostituito. Da Pala. Si riprende, 15 minuti, 27 secondi da giocare e parità al Pala Don Bosco. Una parità che alla Gear può sicuramente dare soddisfazione perché sarebbe la possibilità di uscire imbattuto dal Pala Don Bosco e di fatto togliere il Villaurea dalla corsa per il primato. Ricordo che il girone B del campionato regionale nazionale Juniores vede al comando proprio la Gear che ha giocato 13 partite, 12 l'ha giocata il Villaurea. E qui intanto attenzione
all'occasionissima sprecata dalla Ger addirittura per passare in vantaggio. Blackout totale in casa Villaurea. Orlando Ingrassia cerca di passare, lotta, non riesce però, allora riparte da Minnone. La Piana, lancio ancora per Ingrassia che la fa rimbalzare, la palla però esce. Dicevo, con questa situazione di punteggio e con l'1-1 la Ger con 34 punti, mentre a 25 Villaurea e Atletico Canicattì che deve giocare solo una partita, quella contro il Termini. Villaurea che deve giocarne solo 2, ovvero sia contro Città di Palermo alla penultima e infine all'ultima giornata qui in casa contro la Meriense. Quindi sarebbe matematico il primo posto nel girone per la Ger, fermo restando il fatto che passano le prime 4 e che quindi il Villaurea ha ancora tutte le carte in regola per difendere il titolo vinto lo scorso mese di giugno. Intanto però c'è una brutta palla persa ancora dal Villaurea che non riesce a creare il gioco visto nella prima frazione. 14 minuti ancora da giocare. È rimessa per la squadra di coach Torreson, anzi no, rimessa per il Villaurea. Anzi no, rimessa per la Ger. Forse l'arbitro ha preso una decisione definitiva. La Monica, Sanalitro, lui poc'anzi ha avuto la palla del clamoroso 3-2. Qui il rimpallo che sfavorisce Mignone, sbaglia, poi Noto La Piana, Orlando cerca di virare ma lo ferma Tamurella a tu per tu con pala, non sbaglia e sorpasso compiuto dalla Ger che si porta sul 3-2 e doppietta per Tamurella. Passa in vantaggio per la prima volta nella partita la Ger e per l'atteggiamento visto sul parquet in questi primi 6 minuti e mezzo di secondo tempo si può dire che gli ospiti non stanno rubando nulla. Tra l'altro è rottura prolungata il Villaurea che adesso ha messo nella mischia Passannanti e Pecoraro per cercare di scuotere un po' la squadra. L'avanzata di Noto, Tamurella fermato, Pecoraro qui esagera col dribbling e la perde, Tamurella la perde a sua volta, La Piana, Pecoraro la può toccare per La Piana, il ritorno difensivo di Noto. L'angolo per il Villaurea con la palla dentro, Pecoraro ribattuto il suo tiro a botta sicura, La Piana, Tamurella con la scivolata. Adesso anche la panchina della Ger che carica i 5 protagonisti sul parquet, mentre Minnone prova ad andare in 1 contro 1, palla che danza sulla linea laterale, ancora Minnone. Cambia gioco, La Piana, Tamurella su di lui, ancora La Piana, serie di finte, raddoppiato adesso La Piana, non deve scherzare la doppia, viene fermato la Madonna, poi Sanalitro, fermato la Passannanti, La Piana, allunga la falcata, La Piana dentro, intercettato il suo passaggio. Rimessa per Minnone, Pecoraro se la sposta, calcia male.
battuta di Cali, poi la Monica passa su Minnone, non passa su Pala. La Piana, Minnone, la Piana, pallone lungo linea, passa avanti, la fa scorrere, la palla però non arriva da nessun giocatore con la maglia nero-verde. Si riparte dal fallo laterale. Tanto riposo per la Piana, dentro Ingrassia, mette un pivot in più speciale, qui Passannanti non interviene, è un'autostrada non presa nella direzione giusta dal solito Tamurella. Poi Pecoraro dall'altra parte accelera, Pecoraro dentro, scivolata e poi fallo laterale concesso dalla Monica. Intanto entra Costa nella Gear, che qui recupera palla, la butta via Cali. Ingrassia, 11 minuti 20 secondi, Minnone in cespica prima di calciare. Ingrassia sbaglia, allora attenzione al tentativo di Romano che se lo divora davanti a Pala, poi chiude il solito moto. Cerca Passannanti, è caduto il giocatore della GR che commette fallo, punizione, secondo me corretta la punizione, non il cartellino giallo perché è caduto male Noto. Punizione Villaurea sul pallone Ingrassia. Fischia l'arbitro, la battuta di Ingrassia che trova il buco del 3-3, la doppietta anche per Ingrassia. È vivo più che mai questo Villaurea che pareggia. Un missile terra-aria quello battuto da Davide Ingrassia, che trova la doppietta e trova il 3-3, 10 minuti, 57 secondi. E la Monica che perde palla, rianima i suoi con questo gol Ingrassia. Minnone, palla per Pala. Avanza Pala, forse sgambettato, rimessa. Villaurea con Minnone che gioca su Ingrassia. Pala, il lancio, la palla che ha toccato il soffitto. La palla in avanti, giocata male dalla Gear. Palla per Ingrassia, poi Pecoraro. Avanza Pecoraro, raddoppiato, resiste come un caterpillar. Pecoraro che si porta tu per tu con Cali che gliela respinge addosso e guadagna, ripeto, al fondo. Cali lungo con le mani, di testa la Piana, fallo laterale per la Gear. La Monica con un tiraccio senza pretese. Siamo a metà del secondo tempo, stiamo per vivere gli ultimi 10 minuti qui dal Pala Don Bosco. Approfitto per ricordare che torneremo sul parquet salesiano tra un paio di giorni. Si gioca a Villaurea Città di Palermo per il campionato di Serie B, una delle ultime fatiche per la squadra di Antonio Gallo contro una delle candidate
a vincere il campionato, a salire in A2. Minone prova a passare, viene fermato, c'è Ingrassia sulla seconda palla, ora Pala scucchiaia su Ingrassia, avanza, Costa spinge, c'è fallo. Terzo fallo commesso dalla Gear, 1 ne ha commesso il Villauria. La Piana, tornato sul parquet. Pala. Sbaglia Pala e la sfera rimane lì. Minnone col dribbling su Costa, 3 contro 2 Villauria. Ingrassia secondo gigante a Davide Ingrassia, dopo la doppietta anche l'assist, sorpasso Villauria. Aveva appena rischiato enormemente la squadra di Speciale Bertucci su quel disimpegno di Gianluca Pala, poi Minnone, Ingrassia e infine il tap-in. La cosa più semplice ma più importante, quella di Matteo Pecoraro, che dunque torna a segnare con la maglia della formazione juniores. Attenzione all'altra parte, salvataggio di La Piana su Costa, non ci si ferma un attimo qui al Pala Don Bosco. Partita bellissima al di là del risultato. 8:43 sul cronometro. L'angolo di Romano deviato da La Piana, poi calcia Romano verso la porta ma non la trova. Dicevo, torna al gol con la formazione juniores nazionale Mattia Pecoraro dopo quel gol su rigore contro la Lazio nella semifinale di Coppa Italia. Qui bravo Pala con l'uscita. È tornato Muratore nel Villauria, qui non riesce nel dribbling su una monetina da €1. Tornata Murella per la Gear. C'è anche Sanalitro con la Monica e Cosenza e il quintetto di partenza, fatta eccezione per Calì in porta, siccome il quintetto di partenza, quello del Villauria, fatta eccezione per Pecoraro che sta giocando al posto di Ingrassia. Proprio Pecoraro cerca di passare, la tiene, poi riesce a passare in qualche modo. Punizione e giallo per Tamurella e giallo anche per coach Speciale. Quarto fallo commesso dalla Gear, 8 minuti e 2 secondi ancora da giocare. La Piana gioca sull'altra banda per Minnone che sterza. La Piana, ancora Minnone, rischia di perderla Minnone poi alla fine. In fallo laterale. Sanalitro, Cosenza, palla in verticale, Tamurella riesce a resistere, poi contrasto durissimo con La Piana che con l'ultimo tentativo riesce anche a metterla fuori. La Monica, anticipato dalla Piana, e adesso è lui che carica i compagni. Ricordo che solo una vittoria del Villauria terrebbe aperta la caccia al primato. Quindi Tamurella non arriva. 7:21 sul cronometro. Pecoraro si gira, lo raddoppia, gli porta la palla Sanalitro, poi Tamurella ancora una volta preso in controtempo. Rimessa Villauria. Tanto debutta in partita Calvaruso.
Debutto importante se consideriamo che mancano 7 minuti alla fine. Pala perde una brutta palla, la porta è vuota, Tamurella, Cosenza, pareggio Gear, erroraccio di Pala, il gol di Cosenza, qui forse esagera con l'esultanza, porta la mano all'orecchio davanti alla tribuna. Quattro pari a 6:50 dalla fine. Calvaruso, prima palla della sua partita contro Cosenza. Beh, ancora Calvaruso con la mirata, prova a passare, esteso da Calì, l'arbitro lascia giocare. Fallo laterale Villauria perché Calì l'ha messa fuori. Minone, la pianta, però subito giocata di rapidità e di tecnica da parte di Calvaruso. Ho già raccontato durante una precedente diretta qui dal Pala Don Bosco il passaggio dal campo di calcio a quello di futsal di questo ragazzo. Intanto la conclusione sul fondo da parte di Muratore che chiedeva la deviazione, non lo ottiene. Lungo Calì, colpetto noto, poi Tamurella, contrastato dalla Piana che gliela porta via. Minnone per Muratore, fronteggiato dalla Monica. La Piana, ultimi 6 minuti in corso qui al Pala Don Bosco, 4 pari tra Villauria e Gear. Palla lungolinea per Calvaruso che la controlla. Calvaruso fermato dall'intervento vincente di Sanalitro. Poi recupera palla Muratore. Muratore la perde, ma è rimessa. La Piana. Minnone. Prova a puntare Minnone, raddoppiato, passa con un rimpallo. Minnone dentro a cercare Calvaruso. I tentacoli di La Monica sul pallone. Poi Calvaruso in fallo laterale. E time out chiesto dalla panchina della GR a 5:16 dalla fine. Terminato il minuto di sospensione chiesto da coach Torreson con Noto, appoggia a Sanalitro, La Monica subito al tiro, la deviazione di Calvaruso forse a salvare il Villauria, ma comunque calcio d'angolo. Intanto la palla dentro, chiude Muratore.
Palla fuori, la Monica, sinistro, ancora deviazione. Altro angolo, sempre la Monica, questa volta la palla finisce quasi sul soffitto, può andare dal fondo Gianluca Pala. Minnone, Calvaruso la tiene in campo, raddoppiato Calvaruso, prova a spezzare il raddoppio, guadagna calcio d'angolo. Battuta dell'angolo, la Piana se la sistema, finta il tiro perché è chiuso, poi serie di rimpalli, l'ultimo tocco è di Calvaruso. Battuta lunga di Calì, colpo di testa di Muratore, poi la Piana per Pala che fionda verso Calvaruso che non può arrivare. e 23 alla fine. Ricalcia male la Monica, la palla che tecnicamente avrebbe superato il tetto, non secondo l'arbitro. Pala comunque recupera e allontana, colpo di testa. Poi attenzione a Tamurella che la tocca per Sanalitro, attraversa tutto lo specchio della porta, il tiro del numero 11. Minon, Calvaruso non riesce a passare contro Noto. La rimessa di Minon su Calvaruso. Calvaruso, c'è un fallo forse di Tamurella. Di Sanalitro per Noto, intercetta Muratore, poi Mignone, Calvaruso se la sistema, non arriva Muratore, arriva prima di tutti la Monica, calcio d'angolo, 3:40 da giocare, palla a scavalcare su Mignone che la fa scendere, la Piana, Calvaruso si gira, ancora Calvaruso, sinistro, deviato. Poi palla che non esce, salvataggio miracoloso di Sanalitro, occhio all'altra parte Tamurella, proprio per Sanalitro che se la sistema davanti a palla, Tamurella, salvataggio da parte di Minnone, poi rimessa Villaurea, Calvaruso con un braccio Calvaruso, punizione Gear, secondo fallo commesso al Villaurea. Iniziano adesso gli ultimi 3 minuti. Qui la pressione di La Piana, calcia via la Monica. È rientrato in Grassia al posto di Muratore, la Piana, Mino, anzi Calvaruso, si gira, non vuole darla al portiere, poi palla che finisce fuori. Tamurella, poi Cosenza, affrontato e fermato col fallo di Calvaruso secondo l'arbitro. Recupera palla Calvaruso, prova a passare su Cosenza, ancora Calvaruso a lottare, ma la meglio il capitano dell'Angel che resiste ad un colpo. Cosenza ribattuto. 2:19 da giocare. Tamurella calcia, ribattuto. Recuperata per un attimo da Calvaruso, occhio a Cosenza, pala
in qualche modo la smanaccia fuori, ma è calcio d'angolo. Palla dentro, interviene in qualche modo un Muratore, ma non in maniera definitiva. Sanalitro, Tamurella, Cosenza, lungolinea a cercare la Monica, la palla non è uscita, la Monica davanti a pala, salva la Piana in calcio d'angolo. Palla dentro, conclusione che si perde poi sul fondo. Un minuto e 33 da giocare. Muratore fermato in scivolata da Sanalitro, prova a passare ancora Sanalitro, c'è palla, deciso ma regolare, però è caduto malissimo Sanalitro sul parquet. Un primo e 14 secondi per un po' di apprensione per Sanalitro, problema alla gamba destra, alla gamba sinistra, caduto sicuramente male sul parquet del Pala Don Bosco dopo l'uscita di Gianluca Pala. Portato fuori dal parquet e allora c'è spazio per Noto. Cosenza, Noto, all'indietro di La Monica per Cosenza, ora Tamurella intercetta la Piana. Tamurella scambia con La Monica, cerca di tenere palla, sbaglia Cosenza che però ritrova il pallone, è costretto a giocarla lontano, trova La Monica, tocco di Muratore. Cosenza fermato dalla Piana, in qualche modo la tiene, poi Mignone gliela porta via, 2 contro 1, la Piana dimentica il pallone, attenzione alla ripartenza della Ger, intercetta Muratore, poi Ingrassia. Muratore si gira, il tocco per Ingrassia, addosso a Calì. Ultimi 20 secondi. Tamurella, Romano, Noto, ultimi 7 secondi, non affonda la Ger, poi perde una bruttissima palla alla Monica. 3 secondi per il Villaurea. Vuole calciarla lunga la Piana, c'è la chiusura però della Ger. Allora, su questo tiro la Piana finisce la partita e la Ger, pareggiando sul parquet del Villaurea, chiude il girone B del campionato nazionale juniores al primo posto. Stremati i giocatori in campo. È stata veramente una partita molto intensa, molto bella da una parte e dall'altra. Noi ve l'abbiamo raccontata, intanto portato fuori a braccia Sanalitro, che è stato colpito
nel finale, tutti volontari. Comunque, ribadendo il punteggio, Villauria 4, Gerpia Sarmerina 4, vi diamo appuntamento ovviamente per gli highlights della gara. Poi sabato, sempre colpo la Don Bosco con Villauria, Città di Palermo, campionato di Serie B nazionale.